sulla terra
Alleluia a te, Signore. Grazie, Signore, per la tua fedeltà. Oh, alleluia. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai, ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti, oh Dio. Una cosa ho chiesto a te, Signore, e quella cercherò, che io dimori nella casa tua per sempre. Certo beni mi darai e benignità, poi davanti a me la mensa tu preparerai, e con l'olio tuo mi ungerai, ed io traboccherò, e per lunghi giorni nella casa tua vivrò, amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Amare te, servire te, Signore, alzar le mani e lodare il nome tuo. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Questo è tutto della vita mia, altro bene io non troverò che amare te, servire te. Che amare te, servire te. Che amare te, servire te. Alleluia a te, Signore. Alleluia, Signore, che sia la preghiera di ognuno di noi questa mattina.
che questo sia il sentimento di ognuno di noi. Tutto della nostra vita è amare te e servire te, perché da quando tu ci hai salvati, da quando tu, Signore, ci hai acquistati su quella croce con il tuo prezioso sangue, hai donato la tua vita, la tua giovane vita per ognuno di noi affinché avessimo vita e vita d'esuberanza. E Signore, possiamo dire questa mattina una pur bella eredità ci è toccata ad ognuno di noi. Abbiamo avuto qualcosa di straordinario, qualcosa che non avremmo mai potuto acquistare con tutto l'oro del mondo, la salvezza. Tu ci hai salvati e ci hai dato la vita eterna, Signore. Cosa importa le situazioni, le circostanze che attraversiamo, che a volte non ci permettono di alzare il nostro capo e dire Abba, Padre? Questa mattina invece siamo qui per lodarti con tutto il nostro cuore, per dirti, Signore, grazie per Gesù, il nostro Signore, il nostro Salvatore. Grazie per lo Spirito Santo che continua a parlare ai nostri cuori. Grazie per la libertà che abbiamo di riunirci questa mattina, di lodare e benedire il tuo nome. Grazie perché questa mattina ci hai dato l'opportunità di vedere un nuovo giorno. E questa mattina, Signore, noi vogliamo dirti grazie per ogni beneficio che proviene dalla tua mano. Grazie per i nostri figli, grazie per la moglie che ci hai dato, grazie per il marito che ci hai dato. Signore, grazie per ogni cosa che viene da te, perché tutto è un dono da te, Signore. E questa mattina noi siamo certi che parlerai ai nostri cuori attraverso la tua parola. Signore, guidala con il tuo Santo Spirito. Signore, tutto quello che noi faremo possa glorificare il nome tuo santo. E questa mattina tu conosci i cuori di ognuno di noi che è qui presente. Signore, facci uscire alleggerita da questa situazione, da certe situazioni, da certe circostanze che appesano il nostro cuore. Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù, che l'unzione del tuo Santo Spirito sia in mezzo a noi questa mattina, per guarire, per liberare, per sanare, ma soprattutto per confermare la tua presenza in mezzo a noi. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Alleluia. Gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia. Grazie, Spirito Santo, per quello che tu sei. Grazie per quello che tu fai. Alleluia a te, Gesù. Gloria al tuo nome, Signore. Santo sei, Signore. Non vogliamo dare nulla per scontato, Signore. Niente, Signore. Che i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire. Io so che tu sei qui. Io so che tu sei qui, e che le mie mani possano toccare Oh, alleluia. il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui, e che i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire. Io so che tu sei qui, benché le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui. Oh, il mio cuore sente la tua presenza, perché tu sei qui, perché tu sei qui, posso sentire la tua maestà, perché tu sei qui, perché tu sei qui. Il mio cuore può ammirare la bellezza, perché tu sei qui,
tu sei qui, posso sentire il tuo grande amore, perché tu sei qui, perché tu sei qui. E che i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire, io so che tu sei qui, e che le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui. Oh, il mio cuore sente la tua presenza, perché tu sei qui, perché tu sei qui. Posso sentire la tua maestà, perché tu sei qui, perché tu sei qui. Il mio cuore può ammirare la bellezza, perché tu sei qui, perché tu sei qui. Posso sentire il tuo grande amore, perché tu sei qui, perché tu sei qui. E che i miei occhi non possano vederti, ti posso sentire, io so che tu sei qui, perché le mie mani non possano toccare il volto tuo, Signore. Io so che tu sei qui. Alleluia. Bene, addio. Amen. Vogliamo volare con la parola di Dio perché è -10 a mezzogiorno. Ma sapete che la domenica è un giorno consacrato al Signore? Bisognerebbe stare qua tutto il giorno. Gli ebrei fanno così. Gli ebrei il sabato stanno tutto il giorno, non fanno niente, e anche gli avventisti del settimo giorno, loro il sabato lo dedicano completamente al Signore, tutto il giorno. Noi non vogliamo stare tutto il giorno, però vogliamo dire: Signore, parlaci. Amen. E allora andiamo in Esodo capitolo 2. So che giovedì siete stati benedetti, vero lo studio? Gloria a Dio. Spero che chi non c'era, avendo ascoltato che è stato bello, può dire: però cosa mi sono perso? Ogni volta ci perdiamo la benedizione quando non andiamo a leggere la parola di Dio. Il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza, è vero. Tante persone, purtroppo adesso c'è internet che insegnano cose che non sono bibliche, scritturali, c'è un po' di tutto e di più. Esodo capitolo 2 dall'1 al 10. Gloria a Dio. La nascita di Mosè. La nascita di Mosè. Ora un uomo della casa di Levi andò a prendere in moglie una figlia di Levi. La donna concepì e partorì un figlio e vedendo che era bello lo tenne nascosto per 3 mesi. Mi sono sempre chiesto: e se era brutto? Lo scrittore degli Ebrei ci dice: era bello agli occhi di Dio. Quindi aveva qualcosa di straordinario. Perché? Perché comunque era un servo di Dio, che Dio lo doveva usare, poi lo usa per liberare il suo popolo. La donna concepì e portò un figlio e vedendo che era bello lo tenne nascosto per 3 mesi. Ma quando non poté più nasconderlo, prese un canestro di giunchi, lo spelmò di bituni e di pece,
Vi mise dentro il bambino e lo pose nel canneto sulla riva del fiume. La sorella del bambino se ne stava a una certa distanza per sapere quel che sarebbe successo. Ora la figlia del faraone scese per fare il bagno al fiume. Mentre le sue ancelle passeggiavano lungo il fiume, ella vide il canestro nel canneto e mandò la sua serva a prenderlo. Lo aprì e vide il bambino. Ed ecco il piccolo piangeva. Ella ne ebbe compassione e disse: questo è uno dei bambini ebrei. Allora la sorella del bambino disse alla figlia del faraone: devo andare a chiamare una balia tra le donne ebrei che allattino questo bambino per te. La figlia del faraone rispose: va, e la fanciulla andò a chiamare la madre del bambino. E la figlia del faraone disse: porta via questo bambino, allattalo per me e ti darò il tuo salario. Così la donna prese il bambino e lo allattò. Quando il bambino fu cresciuto, ella lo portò alla figlia del faraone, egli divenne suo figlio ed ella lo chiamò Mosè, dicendo: perché lo è tratto dalle acque. Gloria a Dio. La mia domanda che io mi sono posto sempre, quando Mosè è stato messo sul Nilo, aveva 3 mesi. Ma come si chiamava Mosè prima di chiamarsi Mosè? Perché il nome gliel'ha dato la figlia del faraone e quindi gli ha dato un nome che non è un nome ebraico. Che poi Dio comunque lo chiama ancora Mosè, perché quando Dio lo chiama in mezzo al pruno, Mosè, non lo chiama il primo nome che gli aveva dato i suoi genitori. E allora fate una ricerca, andate a vedere qual è il nome, non lo troverete difficilmente. C'è qualcuno invece che gli ha dato, che ha detto il suo nome, il nome di Mosè, che gli hanno messo questo nome. Alcuni rabbini dicono che era Tovia, che vuol dire il Signore è il mio bene. Il Signore è il mio bene. Entriamo un po' nel contesto. Sappiamo tutti quale sia stato il motivo. Il faraone vedeva che il popolo di Israele cresceva, i maschi. Ovviamente questi cresceranno più di noi, ci vinceranno, sarà un popolo più forte. Quindi decidiamo che tutti i figli maschi devono morire, i primogeniti devono morire. Provate a immaginare quando sua mamma di Mosè, che si chiamava Amram, e il padre si chiamava Iochedeb. Amram vuol dire il popolo sarà esaltato e Chedeb vuol dire Yahweh è gloria. C'è sempre, nei nomi troviamo sempre qualcosa di meraviglioso. Il popolo sarà esaltato, cioè da suo figlio Mosè il popolo sarà esaltato. È vero, lei non lo sapeva nemmeno. Perché questo nome? I nomi sono sempre di valore importanza nella scrittura, non viene mai messo un nome così per caso. Dobbiamo studiare e vedere i nomi. A me piace studiare e vedere i nomi. Ma cosa succede? La mamma è incinta, magari sta aspettando pochi giorni dalla nascita, perché abbiamo detto che lo tenne 3 mesi, quindi già precedentemente questo era avvenuto. Prova a immaginare che cosa la mamma non sapeva neanche se era maschio o era femmina, perché oggi sappiamo tramite l'ecografia cos'è. Ma allora non sapevi, però quando nasce questo figlio maschio, provate a immaginare il dolore della madre. Dovrà morire, lo tiene nascosto e lo tiene nascosto finché può. Ci sono certe cose che noi teniamo nascoste. Le amiamo, non vorremmo mai perderle, non vorremmo mai lasciarli. Mi state seguendo? Forse sto parlando a qualcuno questa mattina. Ci sono delle situazioni che facciamo fatica a lasciare andare e non capiamo il perché a volte dobbiamo lasciare andare. Ci sono certe cose che dobbiamo lasciarle sul Nilo della vita, figli, e non comprendiamo. Li vorremmo tenere sempre sotto la nostra chiocciola. No, parlo alle mamme, papà, genitori. Ma a volte anche un figlio non vuole lasciare sua madre. Lo vorrebbe tenere qui ancora anche nella sofferenza. In settimana abbiamo fatto il funerale a Angelo.
lo abbiamo visto soffrire. Abbiamo visto che sofferenza, però l'avremmo voluto avere ancora con noi. Ancora qui, ancora tenerlo per mano, ancora dire papà, non lasciarmi. Una moglie, situazione difficile. Mamma, non lasciarmi. Però la vediamo soffrire, vediamo questa sofferenza. Ci sono certe situazioni che Dio ci chiama a lasciare andare. E l'ha messo sul Nilo. Guardate che il Nilo non era, perché c'erano coccodrilli, c'era di tutto, serpenti, c'era di tutto. Provate a immaginare la sofferenza di questa donna, però lo scrittore agli Ebrei ci dice che per fede, mentre qui noi leggiamo che, ma quando non poté più trattenerlo, versetto 3 del capitolo 2, lo nascosto, prese da un canestro, quando non poté più tenerlo nascosto, lo prese un canestro di giunco, lo spalmò di biduno, di pece e lo mise dentro. E invece lo scrittore agli Ebrei poi ci dice che per fede lei fece questo. Cioè in tutte le nostre azioni, quando noi non possiamo più trattenere delle cose, quando più non possiamo più tenerle, quando non possiamo più comprendere, noi per fede dobbiamo lasciare le cose nelle mani di Dio. Grazie per questi amen. Per fede dobbiamo lasciare le cose nelle mani di Dio. Un figlio che magari prende una decisione di andarsene, di andar via, come ci sono qua delle mamme che hanno i figli che hanno preso Cristina e Mariano, che non ci sono, il figlio è andato in Australia, il figlio di Patrizia, in Australia. Non dietro al vicolo, anche il figlio non dietro al vicolo, che dice va bene, casomai lo vado a trovare in Australia. Però guardate che bello, la parola di Dio ci dice che fece questo, e ce lo dice cosa fece, come lo fece questo canestro, cioè in che modo fece questo canestro. Prese questo canestro, e voi andate a vedere, ha la stessa figura, proprio lo stesso nome, la stessa caratteristica dell'arca. Mosè fece un'arca per la salvezza dei propri figli. Noi dobbiamo fare un'arca nei nostri figli, quello che noi dobbiamo lasciare, dobbiamo fare quest'arca. E fece questo cesto, lo spalmò di bidune e di pece. Vi mise dentro il bambino, lo pose nel cannetto sulla riva. Cioè vi mise pece, e dice qui bidune e pece. Cioè lo accompagnò con le sue preghiere. Spalmò, gli mise quello che lei poteva fare affinché l'acqua non potesse entrare, affinché qualcuno non potesse prenderlo, animali non potessero entrare. Quello che noi possiamo fare lo dobbiamo fare, e quello che noi possiamo fare è pregare, mettere questa cosa e pregare e dire Signore. E poi la scrittura ci dice che la sorella del bambino se ne stava da una certa distanza per sapere quel che gli sarebbe successo. Miriam, sua sorella, aveva 13 anni. Ha seguito sempre con lo sguardo, fino a quanto poteva seguirlo. Noi abbiamo qualcuno che ci segue sempre, perché il Signore ci ha detto che quando Lui è asceso al cielo, io vi manderò il Consolatore, che Egli non vi lascerà e non vi abbandonerà. Lo Spirito Santo non abbandona mai, non lascia mai. Quando noi non possiamo più fare nulla, quando noi non possiamo più raggiungere, quando noi non possiamo fare niente, c'è lo Spirito Santo che lo può fare. E Lui porta a destinazione. È meraviglioso questo. Lui porta a destinazione. Perché ho voluto intitolare questo messaggio? C'è la foto del messaggio, Deborah? Sì, ma era un destino. Sì, ma era destino che la figlia del faraone si trovasse lì. Sì, ma era destino. Avete mai sentito? Io a volte ho sentito anche dai credenti. Ma era destino. No, io non credo al destino. Io non credo al destino. Io credo che la mia vita ogni giorno è guidata dal Signore. E qua ci voleva tutta la Chiesa che dicesse amen. Perché se non è così, sei rovinato. Sei come una canna sballottata al vento. Io non credo più al destino. La figlia del faraone non aveva figli.
Non è un destino che non aveva figli. Quel Mosè arrivò proprio nella Tana, arrivò proprio alla casa del faraone dove i bambini ebrei dovevano morire, dovevano essere uccisi. Ma questa ragazza, questa donna, si innamora, è qualcosa che arriva da parte di Dio, non è umanamente, perché lei non lo poteva tenere, doveva ucciderlo. Ma Dio cambia le circostanze. Dio si usa anche dei nostri nemici per portare avanti il suo compimento. È un caso? No, non è un caso. Io non credo al caso. Io credo che ogni cosa coopera al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il suo proponimento. Il piano di Dio va avanti e raggiunge la meta. Voglio raccontarvi questa testimonianza che sentii molti anni fa, diversi anni fa. Ero a Napoli, in questa chiesa dove io sono nato, cresciuto, nella mia comunità, e c'era un fratello che testimoniò una testimonianza. Suo figlio fu arrestato per un crimine che aveva commesso, fu portato nelle carceri a Torino e lui voleva andarlo a visitare, a trovare, e comprò una Bibbia e la portò con sé e mise la foto davanti sulla Bibbia di suo figlio e gli scrisse una dedica dentro a questa Bibbia. E mentre stava sul treno che stava viaggiando, lui leggeva questa Bibbia, una persona che era proprio di fronte a lui si arrabbia e gli dice: ma tu credi ancora in queste cose? Ma lascia perdere, va là, sta Bibbia, ma chi l'ha scritta? Comunque c'è una discussione, gli prende la Bibbia dalle mani e in corsa lo lancia dal finestrino della macchina, dal treno, e quindi la Bibbia vola in mezzo ai campi. E il padre, malissimo, dice: come faccio adesso ad andare? Io volevo portargli questa Bibbia così. Lui si ferma nella stazione di Roma, scende per comprare una Bibbia ed era tardi la sera, lui pernotta lì. E quindi il giorno seguente lui riesce, ma il centro biblico era chiuso, non poteva comprare la Bibbia, rimane ancora lì perché un fratello lo va a trovare e dice: fermati a casa mia, ma io ho il biglietto di treno che devo andare a trovare mio figlio, non ti preoccupare, vedrai, domani prenderai il treno e andrai a trovarlo. Quindi passano 3 giorni e lui quando arriva lì nelle carceri per andare incontro a suo figlio gli viene incontro con un libro in mano. Papà, gli va incontro e gli va vicino e parlano attraverso la vetrata e dice: guarda qua cosa mi è arrivato, e gli fa vedere, era la Bibbia che quello gli aveva lanciato fuori dal finestrino, perché mentre l'altro stava zappando a terra, il papà di un suo ragazzo che era nella cella con lui, vedendo la foto ha detto: questo è proprio quello che sta nella cella con mio figlio, è proprio lui. Prese la Bibbia e gliela consegnò, arrivò il giorno prima e lui piangeva, e quando fu lui, il padre, si mise a piangere in chiesa, ci fu un boato nella chiesa, perché il piano di Dio va avanti, sussiste, nessuno può fermare il piano di Dio nella tua vita, non c'è nessuno che può fermare il piano di Dio. Come farò, come non farò? Era così triste che non aveva una scrittura, una Bibbia. Io volevo portargli la Bibbia, ma Dio va avanti. Non è un caso quando succedono le cose, perché quando accadono le cose c'è qualcosa che ti ferma. Il miracolo è ancora più grande. Il miracolo è ancora più grande. Se l'ostacolo, se c'è qualcosa che sta ostacolando, aspettati una grande vittoria. Non piangere, perché il miracolo sarà più grande. Perché tu vedrai la mano di Dio che va oltre quello che tu puoi immaginare e pensare. Lui va oltre di questo. Dio non ci lascia soli nell'angoscia. Lui ci ha promesso che sarà sempre con noi. È bellissimo questo verso in Isaia, al capitolo 46, al versetto 4. È Dio che lo dice. Anna, è Dio che lo dice. Dice: fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso. Fino alla vostra vecchiaia io sarò lo stesso, fino alle vostre canizie io vi porterò, io vi ho fatto, io vi sosterrò, sì, vi porterò e vi salverò. Dio non ci lascia mai. Quando il nemico vuole cercare di ostacolare, di mettere un bastone tra le ruote, cercare di fermare, non è un caso, io non credo a un caso, io credo al piano di Dio nella mia vita. Io credo che Dio ha tutto sotto il suo controllo.
Anche le cose che noi non possiamo più mantenere, non possiamo più trattenere, non riusciamo più ad avere il controllo su quella situazione. Dio ce l'ha il controllo in quella situazione. Dio non perde il controllo. Dio ha il controllo nella situazione. L'unica cosa che Dio ci chiede è di rimanere fedele a Lui. E un'altra cosa voglio dirti, per esperienza te lo dico. Loda il Signore anche quando le cose tu non vedi che vanno bene. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà del continuo nella mia bocca. Gli umili ludranno e si rallegreranno. Magnificate l'Eterno con me tutti insieme. Io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutte le mie paure. Alleluia. E allora questo bambino, la preoccupazione forse sarebbe potuto essere: che cosa ne sarà? Che cosa succederà? È venuto a sapere da sua figlia che l'ha presa in mano la figlia del faraone. Ma Dio, ricordati questo, non pensare mai di perdere nulla, perché Dio ti darà il doppio. Dio gli ridà il figlio e gli dà i soldi per allattare. È pazzesco, no? Lei lo allattava, Dio gli dice: non ti preoccupare, perché con il tuo allattamento tu guadagnerai anche soldi. Gli dai i soldi per allattare. Ora voglio parlarvi di questo allattamento, alle mamme in modo particolare. Sapete che le donne sono chiamate all'insegnamento nella casa con i figli? Paolo dice a Timoteo: l'insegnamento che hai ricevuto da tua nonna Loide. L'insegnamento nelle case per le mamme è importante, la preghiera per le mamme. Non è un caso quello che Anna questa mattina ci ha detto della preghiera per i bambini. La donna ha un ruolo importante nella casa, molto importante. Perché noi uomini perdiamo la pazienza. Le donne ne hanno un po' di più con i figli, non con il marito, ma con i figli sì. Con i figli le donne hanno una pazienza incredibile. Io infatti non mi chiamo né Deborah né Katia, mi chiamo Gianni. E la pazienza è un po' meno. Che cosa succede? Succede che lei ha Mosè tra le braccia e lei, fin che Mosè è piccolo, lo insegna a camminare nelle vie di Dio. Gli insegna l'insegnamento ebraico. Perché dico questo? Perché lo scrittore agli ebrei ce lo dice. Perché la sua preoccupazione poteva essere: ma come? Lui adesso io lo lascio e va nella reggia. E caspita, nella reggia riceverà tante belle cose, riceverà tanti bei giocattoli che io non posso dargli, riceverà questo, riceverà quest'altro, riceverà quell'altro, tutte le cose che il mondo può offrire a un ragazzo. Mi state seguendo? La mamma continua ad insegnargli il timore di Dio. Inculca nella testa del fanciullo la via che deve seguire e quando sarà grande non si dipartirà da esso. Io ringrazio il Signore che nella mia infanzia, fino a quando sono divenuto adolescente, poi adulto, mi è stato sempre insegnato la parola di Dio. Mi hanno sempre portato alla scuola domenicale, sempre portato alla scuola. Tutti i campeggi cristiani me li sono fatti tutti. Difatti noi ci conosciamo tra pastori perché eravamo tutti ragazzi che abbiamo fatto la scuola domenicale insieme. Ricordati, l'unico fondamento per la crescita, per la vita di tuo figlio e di tua figlia è la parola di Dio. Questo è l'unico fondamento. Perché quando si troveranno nelle difficoltà, la parola di Dio nella loro vita diventerà una realtà. Una realtà. Allora dice la parola di Dio, dice: per fede Mosè è fattosi grande, ce lo dice lo scrittore agli ebrei, per fede Mosè fattosi grande rifiutò di essere figlio della figlia del faraone, pretendendo di essere maltrattato con il popolo di Dio, che godere per breve tempo il tempo del piacere nei peccati. È così che dice la parola di Dio ed è meraviglioso. 11, 24, 25.
Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone. Pensate, era vissuto lì, aveva vissuto nel bene, aveva visto ogni cosa, ma quello che sua mamma gli aveva rivelato, quello che sua mamma gli aveva dato, ha fatto sì che tutte queste cose le ha reputate spazzatura, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che godere per breve tempo i piaceri del peccato. Sapete, la mia esperienza mi dice questo. Io conosco, perché sono oramai 25 anni, quindi 24 anni, ma ancora prima, ci sono fratelli, coppie che ci conosciamo, che i nostri figli sono cresciuti insieme, erano ragazzini. Alcuni sono ancora qui che camminano nei vedi del Signore, altri no. Però io ho potuto vedere questo, che anche quelli che non camminano nelle vie del Signore, che magari hanno preso un'altra strada, se si trovano con un amico che gli parla male degli evangelici, lui si arrabbia. Altro che se si arrabbia. E inizia a predicare, lui vuole predicare invece la verità che c'è nella chiesa evangelica. Che a un certo punto il suo amico gli dice: ma allora perché non sei evangelico? Però si arrabbia. Sapete perché? Perché quel seme non si dipartirà da esso. E arriverà il momento che quel seme uscirà fuori e porterà frutto per la gloria di Dio. Passano gli anni. Mio fratello prendeva in giro mio papà. Mai davanti a lui, se no sarebbe stato come Gatto Silvestro, lo stampava nel muro mio padre. Come l'ha fatto mio papà, l'avrebbe proprio fatto lo stampo nel muro. Mai. Ma quando è venuto al Signore quando era grande. Lui faceva il disc jockey, di notte andava a fare il disc jockey nelle discoteche. Poi non l'abbiamo mai saputo perché non ce l'ha mai voluto dire. Questo è il papà di Ruben e di Marco, che è pastore, mio nipote. Lui, suo papà, Enzo, mio fratello. Si svegliò la mattina, era tutto sudato, era bagnato di sudore con una paura terribile. E lui disse a mio papà, oggi vengo in chiesa, oggi devo venire in chiesa. E mio papà disse: guarda che stamattina non c'è il culto, c'è la scuola domenicale. Non mi importa, io vado alla scuola domenicale. Lui partì, andò alla scuola domenicale, ma non poteva andare perché la scuola domenicale alla fine di 18 anni, ma lui si sedette fuori dalla chiesa a terra e aspettò che poi al pomeriggio avevamo il culto, finché si aprì il culto, e lui stava lì seduto a terra. Non so la paura, non ci ha mai raccontato quel sogno che lui ha fatto. Ogni volta io dico: raccontami, che non lo voglio neanche parlare di quel sogno che ha fatto. Fu terribile, che lo scosse la sua vita. E mio padre aveva la foto sempre in giro, la faceva vedere: guardate mio figlio prima della salvezza e dopo la salvezza. Mio fratello si faceva biondo, capelli lunghi, dopo la salvezza tagliati i capelli tutti nero, era tutto un altro viso. Passano gli anni, passa il tempo, ma ricordati una cosa, che Dio è fedele. Lui continuerà a bussare al cuore, alla porta, e ci saranno circostanze che li porteranno al Signore. Io lo credo perché l'ho visto nella mia famiglia. Ho visto mia sorella andare con il Signore. Vi ricordate, con me, la più grande, non voleva neanche parlarmi, non voleva sentirmi. No, tu sei protestante, io non voglio parlare, non voglio sentire. Ma la sua morte mi ha fatto chiamare per pregare per lei prima che andasse con il Signore. Dio è fedele. Perché grido così? Perché è la verità. Nessuno lo può dire più di quello che l'ha vissuto. Io l'ho vissuto, è verità. Dio non viene mai meno, sorella mia, fratello mio. Lui porta avanti l'opera sua e la porta a compimento. Non cade una parola a terra senza aver compiuto l'opera per la quale Dio l'ha mandato a fare. Dio è fedele e Lui manterrà le sue promesse. Non ti preoccupare. E allora che cosa voglio dirti? Sii fedele al Signore. Non vedi la situazione? Sii fedele al Signore. Non puoi più trattenere la situazione nelle tue mani? Sii fedele al Signore, lasciala andare. Dì: Signore, la lascio nelle tue mani, non posso più tenerla perché non riesco più. Sto facendo molta fatica, non riesco più a farcela. Un figlio, una figlia, un papà, un genitore, una mamma, un familiare, qualcuno, una situazione. Tu lo sai, lo Spirito Santo ti illuminerà in questa situazione e dirà: lascia ogni cosa nelle mie mani, non ti preoccupare, perché io te la riporterò con la benedizione, te la riderò con la benedizione. Prega soltanto, non continuare
abbattere, ma tu, lascia stare, prega. Forse si domanderà, ma mia mamma non mi vuole più bene, ma mio papà non mi vuole più bene. No, lascia ogni cosa nelle mani del Signore, confida in Lui, perché d'altronde i tuoi figli non sono tuoi, Lui ce li ha affidati, sono Suoi. Amen? Quindi quello che voglio dirti invece, tu che hai un adolescente in casa, parlagli del Signore. Parlagli del Signore. La sera, se puoi, prima che va a letto, prega con lei, prega con lui. Che insegnano a pregare. Prima di mangiare a tavola, fermati e prega al Signore. E ringrazia il Signore per il cibo che Dio ti ha dato. Perché ogni giorno è un miracolo che noi mangiamo. Siete d'accordo o no? Amen. Alziamoci in piedi. Gloria al tuo nome. Alleluia. Signore, vogliamo ringraziarti, benedirti per la tua preziosa parola. Signore, grazie perché ancora questa mattina tu ci hai voluto ribadire ancora che tutto è sotto il tuo controllo, che il caso non esiste. Signore, aiutaci a non essere come gli altri che non hanno nessuna capacità di poter comprendere, apprezzare, capire l'opera tua nella loro vita. Signore, fa che ognuno di noi possa realmente dire, Signore, io so che tu hai un disegno sulla mia vita, sulla mia casa, sulla mia famiglia e che a te nulla sfugge, Signore. Signore, grazie per i miei figli, per la mia famiglia, grazie per ogni cosa che tu mi hai donato, Signore, ma sono tuoi e noi li dedichiamo a te. E siamo certi, Signore, che tu compirai l'opera nella vita di ognuno di loro, perché noi li affidiamo a te e in te sono in mani sicure. Altro che quel cesto, sono mani sicure, Signore. Tu le porterai a compimento l'opera tua. Grazie perché il nemico non può rubarci nulla, perché, Signore, tu ci proteggi, tu sei colui che sostieni la nostra vita. Grazie per questo culto, grazie per questo giorno. Accompagnaci alle nostre case, Signore, rimani con noi sempre. Fa che noi possiamo ancora, andando a casa, continuare a far sì che questo messaggio possa entrare in profondità nel nostro cuore. Grazie, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Buona domenica. Dio ci benedica.